Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo il telegiornale con il tragico incidente sulla Pedemontana. Cordoglio e sgomento a Cazzagobrabbia all'indomani della morte della maestra Domenica Russo. La donna, 43 anni, si trova a bordo di un pullman rimasto coinvolto in un incidente al ritorno da una gita scolastica. Indagato l'autista del bus. Vediamo il servizio di Elisa Polveroni con le immagini di agenzia Blitz. Dolore e incredulità a Cazzagobrabbia all'indomani del terribile incidente in Pedemontana ha costato la vita alla maestra Domenica Russo, 43 anni appena, mamma di una ragazzina, durante il viaggio di ritorno da una gita a Como della scuola Pascoli. È ancora grave, in prognosi riservata all'ospedale di Varese, il conducente del bus che ha tamponato un camion all'altezza di Lomazzo, che ora risulta iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto per ricostruire la dinamica del sinistro. Migliorano intanto le condizioni dei piccoli e delle due maestre ferite nello schianto, nessuno è in pericolo di vita. La primaria è rimasta regolarmente aperta per accogliere i pochi alunni presenti e i genitori li hanno accompagnati e poi sono venuti a riprenderli a metà pomeriggio, cercando di proteggerli e infondere loro serenità. Sui cancelli le mamme hanno lasciato 2 grandi mazzi di fiori e una farfalla nera in segno di lutto e vicinanza. Una comunità intera è sotto shock, bandiera mezz'asta in comune, proprio a pochi passi dalla scuola, e il lutto cittadino già previsto per il giorno dei funerali della maestra. Shock anche a Castiglione Olona, dove nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 83 anni, Dino Scattolin, è morto dopo essere stato caricato da un toro all'interno della sua proprietà agricola. La procura di Varese ha deciso di non disporre l'autopsia. Vediamo il servizio con immagini di Andrea Cogotti di agenzia Blitz. Ucciso dal toro che stava accudendo. È morto così nel tardo pomeriggio di ieri Dino Scattolin, 83 anni, che poche ore dopo essere uscito dall'ospedale aveva voluto far visita agli animali della sua piccola azienda agricola di Via Libertà, a Gornate Superiore. La tragica notizia dalla piccola frazione ha subito fatto il giro di Castiglione Olona, suscitando dolore e sgomento. In base alla prima ricostruzione, l'anziano si trovava all'interno della stalla quando è stato caricato dal toro Tyson. Il colpo non gli ha lasciato scampo. Sarà il medico legale, ancora al lavoro nella tarda serata di ieri, a stabilire se il violento impatto sia avvenuto con le corna o con gli zoccoli. Ma poco cambia. Dino Scattolin è rimasto a terra esanime. L'animale ha poi caricato, per fortuna senza ferirlo gravemente, anche l'uomo entrato nel recinto per cercare di salvare l'anziano. In bicicletta da Bodio Lomnago fino alla chiesa di Inarzo. Il corteo su 2 ruote ha accompagnato l'arrivo del feretro di Pierluigi Talamona, 77 anni, morto la scorsa settimana in un incidente stradale a Cocchio Trevisago, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Vediamo il servizio con le immagini di Stefano Benvenu. La chiesa gremita, quella di Inarzo, per l'ultimo saluto a Pierluigi Talamona, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto una settimana fa sulla Provinciale 1 mentre stava tornando da un allenamento. In mezzo ai fiori, sopra la bara, era posizionata una sua grande foto che sembrava guardasse tutti, in particolare i ciclisti, partiti in bicicletta da Bodio Lomnago come ad accompagnarlo nella sua ultima corsa. Tanti volti commossi e grati per averlo conosciuto tra i presenti. Don Walter Sosio, che ha presieduto la celebrazione, ha parlato della gara della vita che Talamona ha corso e vinto con la sua capacità di creare relazioni, con tanti segni di amore autentico. Una perdita che, ha sottolineato ancora il parroco, ha lasciato tutti senza riferimenti. Andiamo ora a Varese, a Palazzo Estense, ieri sera il ricordo di Calogero Marrone, lo Schindlers varesino, durante la seduta del Consiglio Comunale. Presente in aula anche una delegazione arrivata da Favara, paese d'origine di Marrone in Sicilia. Ascoltiamo le parole del sindaco Antonio Palumbo al microfono di Angelo Puricelli. Dall'affetto che la gente in quell'occasione ha riservato al nostro Calogero Marrone, perché per noi è importante averlo riscoperto ed è importante sapere che qua lo avete apprezzato per tutto quello che ha fatto e che per voi come per noi era un eroe. È un'occasione importante perché è l'80° e quindi andava ricordato nella maniera giusta. Noi siamo qua con un gruppo di studenti perché ogni anno con la Fondazione Marrone facciamo un premio riservato alle scuole superiori
4 primi premi riservati alla poesia, ai racconti brevi, e ci sono 4 ragazzi che verranno con noi oggi a Varese, domani facciamo visitare il binario 21 e dopodomani saremo a Dachau a visitare il campo di concentramento. Quindi per noi è un'occasione importante, bella l'anno scorso ma molto più significativa quest'anno, proprio per l'80° e per questo tipo di impostazione istituzionale, perché poter fare questa iniziativa all'interno dell'aula consiliare, con noi ci sono anche alcuni consiglieri comunali di Favara, è una cosa significativa e importante. Ieri a Volandia la presentazione della nuova squadra di Confindustria Varese. Ad affiancare il presidente Luigi Galdabini saranno 4 vicepresidenti. Rosi Brandi li ha incontrati. Siamo qui con la squadra dei 4 vicepresidenti di Confindustria Varese. Abbiamo Luca Donelli, Michela Conterno, Chiara Radrizzani e Giorgia Munari. Però io vorrei cominciare da Luca Donelli, unico uomo in una squadra di donne. Allora, come ci si sente ad essere appunto l'unico uomo in una squadra di donne? Vicepresidenti. Ma innanzitutto è un'impostazione che conferma la precedente presidenza, quindi diciamo che da un certo punto di vista ci siamo abituati a lavorare in questo modo, ma soprattutto credo che il sesso dei vicepresidenti non sia stato l'elemento decisivo nella scelta della squadra, anzi sono molto contento di avere modo di lavorare con loro. Siamo un gruppo molto eterogeneo ma anche molto motivato a far bene nei prossimi 4 anni. Presentato a Palazzo Lombardia a Milano il Festival dei Laghi Lombardi, che prenderà il via venerdì 23 maggio a Busto Arsizio con la prima proiezione del docufilm Io sono Lago. Il direttore artistico del festival, Francesco Pellicini, a proposito degli artisti di Lago: a Luino ci sono più comici che bar. Ascoltiamolo nel servizio. Quest'anno il lago lo raccontiamo attraverso un film che è Io sono Lago, quasi un comandamento del vivere, per far capire quanto Regione Lombardia, che ha ben 12 siti UNESCO, e per far capire quanto i laghi siano un vanto di Regione Lombardia. Ma la cosa più importante è capire anche che intorno ai laghi si è formata una corrente laghée artistica rappresentata da personaggi incredibili. Cito il Lago di Como, Davide van der Sfroos, cantautore, Andrea Vitali, che ovviamente è il narratore del Lago di Como, i comici del Lago Maggiore, che ce ne sono veramente tanti, troppi. Solo a Luino ci sono più comici che bar, non si capisce quale sia il segreto e non lo capiamo nemmeno noi. Poesia, letteratura, quindi si racconta il lago attraverso un cammino culturale. Ora da Fabio Pella con le anticipazioni delle notizie che potrete trovare sulla Prealpina di domani, in edicola e sui supporti digitali. Buonasera, sulla Prealpina di domani torniamo ancora sull'incidente, sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio sulla Pedemontana, con 2 pagine di approfondimento. Oltre al cordoglio di tutto il territorio c'è l'indagine della magistratura che dovrà ora stabilire cause e responsabilità. Verso il voto del fine settimana, spazio al forum elettorale organizzato dal nostro giornale con i candidati sindaco di Castellanza. Sulla Prealpina di domani 2 pagine con tutte le proposte per il futuro della città. E ancora la visita all'ospedale di Busto Arsizio dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che ha parlato dei temi caldi della sanità. A Varese è pioggia di multe al Sacromonte e ci sono ancora proteste per l'accessibilità alla via Sacra. A Gallarate invece il via dopo tanti anni alla ristrutturazione di Palazzo Minoletti. Domani infine non perdete lo speciale nautica, con tutto quello che c'è da sapere in vista della bella stagione. Grazie Fabio, si conclude così il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina è per domani alle 19. Buona serata.